Rubrica di Veneto Globe, dialogando con, oggi ospita Letizia Lonzi, una ricercatrice che sta facendo dei grandi lavori nel campo della cultura e dell'arte. È laureata in conservazione dei beni culturali, si è laureata all'Università degli Studi di Udine. Attualmente opera come operatrice del turismo religioso e come guida saltuaria nella casa natale di Tiziano, nel Museo Archeologico Cadorino e nel Palazzo della Magnifica Comunità di Cadore. Dottoressa, buongiorno e ben arrivata. Buongiorno, grazie. Come funzionano i musei dopo il decreto dei giorni scorsi? Quali sono le problematiche che sono nate con il decreto? I musei sono obbligatoriamente chiusi fino al 6 di dicembre, ma le nostre menti sono molto aperte e quindi stiamo continuando a lavorare per portare avanti i progetti, sia quelli contingenti che quelli futuri, e sono molti e quindi ovviamente è un dispiacere, soprattutto per il museo archeologico che normalmente è aperto tutto l'anno, mentre la casa di Tiziano è aperta saltuariamente, visto che è difficile d'inverno poter far entrare molti visitatori, però andiamo avanti con attività online, lavorando sulla ricerca, sulle pubblicazioni e anche mettendo in sicurezza i luoghi. Non solo, per la casa di Tiziano c'è anche un progetto di riqualificazione dell'illuminazione, quindi coglieremo l'occasione per lavorare anche su questo fronte. La stagione estiva si è conclusa con un buon risultato, superiore alle attese, e questo grazie alle manifestazioni legate ai 600 anni della dedizione del Cadore a Venezia. Qual è il suo parere su questa estate un po' anomala? Diciamo che nonostante tutto è andata relativamente bene perché abbiamo raggiunto quasi 5.000 visitatori che hanno potuto appunto frequentare sia la piazza di Pieve, il territorio cadorino, in particolar modo la casa di Tiziano dove era allestita questa piccola esposizione e il museo archeologico. Quindi non pensavamo, ma siamo riusciti, pur contingentando gli ingressi e le prenotazioni, a far come dire, veicolare il progetto legato appunto al rapporto del Cadore con Venezia. E poi abbiamo anche pubblicato un volume di approfondimento che è stato ben accetto e quindi insomma possiamo essere nonostante tutto contenti. Noi diciamo noi cadorini, siamo stati gli unici sulla piazza del Veneto con delle manifestazioni culturali di alto livello quest'anno, perché gli altri hanno avuto paura. Cos'è che ha infuso tanta fiducia in voi? Abbiamo lavorato, non credo che proprio siamo stati gli unici, però insomma avevamo un progetto molto più altisonante in testa, a cui lavoravamo da mesi, che abbiamo dovuto ridimensionare. Quindi per non chiudere abbiamo pensato di non fare una mostra come immaginavamo all'inizio, su 3 sedi, con decine, se non centinaia di opere d'arte, ma concentrandosi su alcuni oggetti, quindi un dipinto in particolar modo e qualcosa di corredo. Abbiamo puntato sui restauri, quindi sulla ricerca e sulla mostrare i risultati di questa ricerca. E poi, ripeto, con piccoli gruppi, se non con singole persone, che però quotidianamente, aprendo tutti i giorni praticamente, luglio, agosto e anche settembre, siamo riusciti a fare questi numeri che non sono insomma pochi. Quindi è vero, siamo stati facilitati dal fatto che la montagna è stata molto frequentata, perché è vista in maniera così forse più sana per gli spazi aperti e quindi siamo riusciti a comunque portare a casa qualcosa che però, ripeto, non si ferma perché stiamo lavorando ad altre cose, un po' in ufficio, un po' da casa e siamo ottimisti. Ci sono dei programmi per il 2021 per quanto riguarda la Magnifica sul piano culturale?
Sì, noi abbiamo un cronoprogramma che moduliamo in base ai cambiamenti in atto. Come dicevo prima, ci saranno delle modifiche, delle migliorie alle sedi, anche alla casa di Tiziano. Stiamo portando avanti un progetto anche legato all'archeologia, tanto che il mosaico romano che solitamente si vede entrando nel palazzo, nell'atrio del Palazzo della Magnifica Comunità, verrà restaurato e verrà poi inserito al museo archeologico, quindi al piano superiore, in un'altra modalità. E questo per noi è un passo importante, vista la mole, diciamo, e la, la bellezza anche del mosaico che adesso diciamo, è un po' sacrificato così lì dov'è, pur essendo dal 1950 E, ecco, in quella sede. E poi ci sono tutta una serie di centenari a cui stiamo lavorando, di pittori, di scultori, di letterati, ma anche a mostre future. perciò il 2021 potrebbe essere un anno veramente proficuo per la montagna sul piano culturale. Sì, continuiamo su questo trend, diciamo, l'entusiasmo e le professionalità non ci mancano proprio perché lavoriamo in team con professionisti esterni, con operatori per i laboratori didattici, con finanziatori come la Regione del Veneto, la Fondazione Cari Verona, la Banca di Cortina, insomma abbiamo tanti supporter sia economici che di teste pensanti. Oggi si chiude anche il ciclo di presentazione delle adesioni al New Grill, come si chiamano? Green New Deal del progetto della Magnifica. Quante adesioni ci sono Quindi, state? Non ho sotto mano l'aggiornamento perché oggi scade, ma in Sì, realtà c'è sì, ancora sì. qualche giorno Ancora oggi, no? per Sì. averli. Poi ovviamente non chiudiamo le porte in questi ultimi weekend, però diciamo, l'adesione è buona, è positivo il riscontro da parte di tutti quelli che si chiamano stakeholders, che siano essi economici, sociali, di cooperative, di enti pubblici e quant'altro. Quindi anche in questo caso si va avanti pensando al 2030, quindi con una certa lungimiranza. Lei ha conseguito il titolo di dottore di ricerca alla scuola dottorale interateneo in storia delle arti di Verona, Venezia, con progetto Stile Vecellio. Doveva Sì, anche uscire un libro sul suo studio, è uscito? La mia tesi di laurea è molto corposa, diciamo, è visibile online come tutte le tesi di questi giorni, però in parte ho pubblicato dei documenti inediti che ho trovato a Roma in una rivista veneziana, studi veneziani, e in parte verrà pubblicata un saggio su Celso Fabbro sempre tratto dalle mie ricerche per il dottorato sulla rivista Archivio Storico Belluno Feltre Cadore. Quindi non sarà un volume to cure, ma sono estratti che saranno possibili in più sedi, ecco, visibili e leggibili in più sedi. Però la ricerca va avanti, anche grazie a queste piccole mostre, anche grazie alla collaborazione con Antonio Genova, con Matteo D'Adeppo e altri. Lei dal 2002 al 2015 ha collaborato con la diocesi di Belluno Feltre come catalogatrice. È ora membro del comitato scientifico del Museo Diocesano di Feltre. È importante questo museo? Sì, è un museo importantissimo sia per il luogo, che si conserva nell'antico vescovado di Feltre, che è stato appunto restaurato in più tranche sotto la guida dell'architetto Gloria Manera, e conserva opere dal territorio della diocesi di Belluno e Feltre, e quindi anche opere cadorine che abbiamo per esempio ritrovato durante la campagna di inventariazione che la diocesi ci ha sostenuto insieme ad altri colleghi, a Tiziana Conti, a Marzia Gialini, a Arianna Lentini, Matteo e altri ancora. Gli oggetti sono importanti sia dal punto di vista storico che artistico e dimostrano proprio la ricchezza del patrimonio dell'intera diocesi che va dal 1400 fino quasi ai nostri giorni, perché c'è una sezione dedicata all'arte contemporanea.
purtroppo anche questo museo Sì, sì, in questo attualmente momento è è chiuso, chiuso, certamente. Ma è, però dialoga con il territorio. ma è un museo che merita di fare un viaggio, per esempio, dal Cadore a Feltre o da Venezia a Feltre per visitarlo? Sicuramente sì, sia proprio per l'edificio in sé, che conserva affreschi, decine di sale decorate, ma anche proprio per gli oggetti. Alcuni sono proprio di gran qualità. Ci sono i nomi importanti come Andrea Brustolon, come Pesarel, ma anche autori come Sebastiano Ricci, Marco Ricci e opere cosiddette minori che però ancora restano nell'anonimato, ma sono state restaurate apposta per essere conservate in museo, incomodato per la gran parte, perché provengono dalle parrocchie o dalla Certosa di Vedana e da altri luoghi di culto. Quindi sicuramente sì, specialmente pensata la gita, diciamo, in un pacchetto con altri musei, che possono essere i musei civici di Feltre, di Belluno o anche gli stessi musei archeologici in giro per la provincia, il nostro E compreso. lei collabora anche con la rivista Archivio Storico Belluno Feltre Cadore, però questa rivista, come si fa ad averla? Bisogna fare l'abbonamento, è in La distribuzione nelle librerie. La rivista nasce 90 anni fa, è ancora attiva, adesso è diventato un semestrale, ci si può abbonare o diventare soci dell'Associazione Amici dell'Archivio Storico Belluno Feltre Cadore. Il prezzo e contenuto va dai 25 ai 30 euro all'anno, quindi per abbonamento arriva a casa, altrimenti viene acquistata dalle quasi tutte le biblioteche della zona. Proprio recentemente è stata pubblicata, ma uscirà a breve, una chiavetta USB dove sono stati scansionati tutti gli articoli dagli anni 60 fino al 2000, se non sbaglio, che prima purtroppo non si riuscivano più a recuperare perché erano fuori edizione. Quindi acquistando la chiavetta anche al nostro bookshop prossimamente, ma anche chiedendola direttamente all'archivio tramite email, è possibile avere una visione generale degli studi, delle ricerche fatte negli ultimi 50 anni perlomeno. Ecco, come si può dire, siamo veramente in una fase di chiusura dei musei, però molti musei della rete museale della Magnifica Comunità sono anche online, è possibile vederli online. Quali sono questi musei? Sì. Sì, la Magnifica è anche la sede, diciamo, della rete museale, se vogliamo, c'è un sito dedicato e si accede direttamente dal sito anche della Magnifica Comunità. I musei sono quelli di Selva, che ha lavorato molto bene in questi anni, anche grazie all'Associazione Trame di Storie, di Selva di Cadore, il museo anche di Auronzo, il museo di Lozzo di Cadore, della latteria, il museo del Cidolo di Perarolo, altri ancora, proprio il Museo Guggenheim del Comelico, tutti piccoli ma importanti musei che producono sia materiale scritto, quindi pubblicazioni, ma anche ricerche e attività didattiche che hanno svolto anche durante queste estate. In qualche maniera noi abbiamo fatto da collante per alcune situazioni e quindi è molto ricca il Eh, parterre. Eh, c'è anche l'uomo di Monteval, ah, come si chiama? Che sì, nome gli ha dato il Valmo? Palmo, Almo, Palmo, sì. sì. Anche quello ha Palmo, te la dico. un suo sito. Sì, c'è il sito del Museo di Selva di Cadore Vittorino Cazzetta, è l'intitolazione, e Valmo, diciamo, l'uomo di Monteval, ovviamente le ossa e il corredo sono conservate al museo. Era stato ritrovato appunto a Monteval, in questa località tra Selva di Cadore e la Val Fiorentina, tra San Vito e Selva, insomma, e è degno di nota perché anche solo pensare che ha 7500 anni, insomma, fa abbastanza È tempo. senz'altro più vecchio di quello di Bolzano, della mummia di Bolzano. Sì, solo che questo non è una mummia, non si è conservato come tale, ma ha conservato un corredo molto importante che ancora può raccontarci delle storie
che con l'archeologia sperimentale, per esempio, di trame di storia possono essere seguite E c'è anche online. anche online, e questo è importante perché io ho visto mentre stavano preparando il sito e c'è proprio l'ambientazione anche con i dinosauri, con le orme dei dinosauri vicino. Veramente un sito interessantissimo questo. È anche un sito dove quando si potrà nuovamente fare le gite scolastiche, mi auguro che gli scolari e gli studenti dell'Unese vadano a visitarlo perché merita veramente. Piace molto agli esteri, specialmente ai tedeschi, ma viene visitato meno dagli italiani. Perché questo? Il Museo di Selva è stato molto visitato e anche dagli italiani come offerta proprio culturale, non alternativa, ma in qualche maniera che compensa quella turistico-sportiva, perché se pensiamo a Selva che ha delle importanti sedi anche di sci, no? E quindi non so dirvi perché, ma all'interno della rete museale c'è anche Sappada, per esempio, una piccola casa museo e così come altre piccole attività. Pensiamo a Termine di Cadore che ha questo piccolo museo di comunità che è stato inaugurato da poco vicino all'Ostello, un luogo di passaggio, quindi i luoghi di passaggio erano importanti in antico e potrebbero diventarlo anche ai nostri giorni. A me è successo un fatto strano per quanto riguarda la casa museo di Sappada, perché io ho portato su due pullman di siciliani, uno di Valderice e uno di San Vito Lo Capo. Hanno visitato il museo lassù, la casa museo, poi sono usciti con delle grandi esclamazioni. Guarda, questi sono gli stessi strumenti che usiamo anche noi, solo che hanno un altro nome. Però siamo a distanza di 2000 chilometri di più, com'è possibile questo? La civiltà contadina, insomma, è la nostra base di partenza e quindi è vero che i montanari hanno delle prerogative, delle peculiarità, ma insomma le attività quelle erano che si svolgevano. Quella di Sappada vuole raccontare però la storia di una comunità che vive a molti metri sul livello del mare e quindi con tutti i disagi, se vogliamo, delle attività in questo senso. Sì, tra l'altro a San Vito Lo Capo è proprio ai margini, no? Sia Sì, Sappada che San Vito Lo Capo sì, sono sì, uno proprio uno a Trapani e uno in Austria quasi, no? Sì, ecco, certo. Sì. E una ultima cosa, poi ci salutiamo, visto che un po' abbiamo chiacchierato, anche se sì, magari avremo ancora occasione, altre occasioni di farlo. Lei continua a studiare sulla Sì, noi pittura, a siamo. fare studi sulla pittura? Sì, proprio perché in tanti anni di catalogazione per la diocesi ho messo da parte, diciamo, archiviato tanti manufatti che sono degni di nota e che vorrei approfondire. Basta solo avere tempo di farlo, ogni tanto cerco di fare uscire i miei articoli sulla rivista Cadore, che è un mensile, appunto Sì. edito dalla Magnifica Comunità di Cadore. Si tratta di dire, attività così a latere che però danno anche molta soddisfazione perché fanno capire le sfaccettature del nostro territorio anche dal punto di vista storico-artistico. E poi collaboro con altri enti anche della provincia e della regione, quindi c'è sempre molto da fare, da studiare. Lei abita in una delle frazioni più belle e anche più antiche del Cadore, Rizios, che è legato con Sì, una vicenda storica molto importante, quella del frate che sì. aveva predicato a Vienna la battaglia contro i turchi, vero? Sì, infatti quasi dimenticavo, ma qualche anno fa ho collaborato a una pubblicazione sulla storia della pianeta del cosiddetto Padre Marco d'Aviano, che secondo la tradizione è conservata appunto a Rizios, nella chiesa di Sant'Anna. L'associazione Cintamani di Pordenone ha pensato bene di restaurare a sue spese questo paramento sacro preziosissimo
e quindi abbiamo lavorato intorno a una pubblicazione che si chiama Storia e storie di una pianeta. E sembra quasi impossibile, ma spesso e volentieri, a tranne quest'anno, a Rizziosi vengono corriere intere, non di siciliani, ma specialmente del Triveneto, a vedere quella che è considerata una delle reliquie di Padre Marco Galiano, che era un frate cappuccino che nel 1683 fece una messa prima della guerriglia, insomma, tra i turchi e i cristiani a Vienna. E Rizzos poi ovviamente è anche importante perché proprio sul Molinà, proprio sotto, è stata costruita una delle prime fabbriche di quella che è diventata l'industria dell'occhialeria nel 1878. Ecco, dimenticavo prima, ma il Museo dell'Occhiale di Pieve fa parte della rete museale del Cadore, è un museo molto importante che fa ricerca e anche appunto esposizioni temporanee e quella permanente, diciamo. Quindi cerchiamo sempre in generale nei nostri lavori di unire più realtà e più evidenze storico-artistiche in modo che si possa vedere anche il Cadore come un unico territorio. Speriamo dunque di poter girare il Cadore, i nostri paesi, i musei come si faceva un anno fa. Adesso noi dobbiamo salutare la signora Letizia e augurarle tanto buon lavoro. E come noi auguriamo ai nostri Grazie. ascoltatori di averci seguito e li ringraziamo per averci seguito. Grazie e buona giornata. Vi aspettiamo sui social e online. Arrivederci. Sì, purtroppo sì.